Buonasera a tutte e a tutti. Vista l'ora, io cercherò di essere il più sintetico possibile, ma non mi posso esimere dal risignificare questa immagine che io vi avevo offerto in apertura del mio intervento dopo aver ascoltato il collega Scalettaris. Perché chi più di una donna all'inizio del 1900 aveva consapevolezza delle difficoltà di accingersi a fare la professione forense e però nello stesso tempo consapevolezza delle opportunità e dell'importanza sociale del fare l'avvocato. Quella decisione, quella che in quel contesto era eccezionale, oggi abbiamo sentito, invece è per fortuna un'esperienza condivisa. Il 53% delle iscritte all'Ordine degli Avvocati di Udine è di sesso femminile. Ecco, e ce l'ha confermato lui stesso a chiusura del suo intervento, non credo di aver mai sentito un collega o una collega avvocato dire a un certo punto: oddio, come mi sono pentito, mi sono pentita di aver abbracciato la professione forense. E questo perché, al di là veramente di ogni retorica, e vi parlo per esperienza personale, mai dai banchi dell'università, mai io mi sono pentito di quella scelta, appunto, che era maturata sui banchi dell'università, di indossare la toga. Perché nel fare la professione si tocca con mano, quello che si diceva prima, la possibilità di aiutare le persone che, succede a tutti, nella vita incontrano difficoltà e hanno bisogno di superare dei momenti di lite, di controversie che veramente sono quotidiani. Ci si fa patroni, questo termine di ascendenza latina, cioè ci si mette vicino a qualcuno nel campo di battaglia che in maniera simbolica è il processo. Si sta accanto a quella persona, la si accompagna durante quella battaglia, cercando di vegliare su quella persona finché dal campo di battaglia si possa uscire vittoriosi. Ecco, dico questo perché in qualche modo il mio intervento vuole essere un ponte tra l'esperienza degli studenti e l'esperienza di chi la professione ormai la fa, facendovi, come vi dirò tra poco, una proposta. E ho piacere che il mio intervento sia ultimo di questa tavola rotonda, perché me lo immagino come un primo momento di riflessione che poi continuerà nella commissione paritetica tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e l'Ordine degli Avvocati, un primo momento di avvio di una riflessione su uno strumento che vorrei presentarvi più avanti, che dovrebbe appunto aiutare tutti gli avvocati da un lato e gli studenti laureati dall'altro a cercare un punto d'incontro, quel matching, come lo chiamava prima la professoressa Filì, cioè quell'incontro tra domanda e offerta, tra chi si affaccia al mondo del lavoro e chi quel lavoro può aiutare a fare grazie alla pratica professionale. Ecco, quello di cui io vi parlerò brevemente e cercherò di fare è rispondere a 4 domande. Perché le università devono occuparsi di orientamento e placement? Cosa vuol dire orientamento? Cosa vuol dire placement? Ripeto, non vi preoccupate, sarò al massimo sintetico. Cosa fanno gli ordini degli avvocati a questo riguardo e quali sono le proposte che si possono avanzare? Ecco, il primo momento, siamo in un luogo in cui giuristi in erba e giuristi più navigati si confrontano, per cui partiamo ancora una volta da un dato normativo. Il primo momento in cui nel nostro ordinamento nasce l'idea dell'orientamento e del placement è la riforma Biagi, quindi il 15 novembre del 2001, momento in cui viene presentato questo noto progetto di legge, e qui per la prima volta ai docenti viene chiesto un impegno concreto per l'occupabilità dei propri studenti. Michele Tiraboschi, che di Biagi è stato allievo, in un recente suo intervento segnalatomi dalla
professoressa Filì sul Sole 24 Ore, ci ricorda un po' la filosofia di quella norma contenuta nella legge Biagi, cioè qua non si tratta tanto di costituire l'ennesimo sportello per favorire l'occupazione e magari per sopperire alle inefficienze di altre istituzioni che dovrebbero essere più attrezzate a occuparsi di questo, ma era una sfida lanciata al mondo dell'università per ripensare l'intera offerta formativa che si dava agli studenti e condurli attraverso quella formazione fino al mondo del lavoro, valorizzando nei giovani i loro talenti. Ora, questo non è qualcosa che ci siamo inventati nel 2001. Proprio preparando queste slide io mi sono ricordato che la prima domanda che mi hanno fatto 2 persone nel mio percorso di formazione, quindi durante l'università, cioè Guido Alpa, a cui andai a chiedere la tesi di laurea, e poi Stefano Rodotà, con cui ho lavorato successivamente, tutti e due, la prima volta che ci siamo visti, la prima domanda che mi hanno fatto è: ma lei cosa vuole fare da grande? E cioè questo a dire che la preoccupazione in senso buono per il destino futuro dei propri studenti c'è sempre stata nell'ambiente accademico. La riforma Biagi oggi ci invita quindi non a inventarci qualcosa di nuovo, ma semmai a strutturare questa preoccupazione buona per il futuro dei nostri studenti, perché i primi a essere contenti dei loro successi ovviamente siamo noi, ci invita a strutturarci e a organizzarci in questo senso. E mi sono chiesto io per primo, forse questa relazione l'avrebbe potuta fare in maniera molto più efficiente di me il collega Mazzanti o la dottoressa Rigo, che si occupano sul campo da anni di orientamento degli studenti, per cui io da neofita in qualche modo mi sono dovuto documentare e sono andato alla ricerca di che cos'è l'orientamento, che cos'è il placement, e qui vi offro una definizione che ho trovato sul sito di quello che era l'ISFOL, questo istituto di ricerca sul lavoro che oggi ha cambiato denominazione pur continuando ad esistere. Ecco, ci dice che è un modo per far prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale, sociale e economica, gli studenti nel nostro caso, no? Cioè di non farli vivere in un universo parallelo, diciamo così, per far sì che non ci sia quello spaesamento di cui ci parlava poco fa la collega Le Russi e che io stesso ho provato. A me non mi hanno chiesto di redigere uno sfratto, quella volta era una comparsa conclusionale, per cui col peso di tutta la lettura del fascicolo, di quello che era arrivato, noi difendevamo il convenuto, io mi leggo tutto il fascicolo e mi convinco che avevamo torto. Il problema era andarlo a dire al Dominus, perché era il mio primo atto e non è che potevo fare un atto difensivo che invece finiva per darci torto. Ecco, per dire quello spaesamento io non avevo mai visto appunto un atto di citazione fino a quel momento, men che meno avevo fatto una ricerca su una banca dati, perché quando io preparavo la tesi ancora c'era la banca dati, quella cartacea, ma la banca dati elettronica per la prima volta la vedo nello studio professionale in cui entro. Ecco, l'orientamento serve ad evitare che questo spaesamento si possa provare da parte dei nostri studenti quando arrivano, si affacciano poi concretamente al mondo del lavoro, e il tirocinio anticipato è un altro strumento per evitare che appunto questo spaesamento si crei. L'orientamento si articola in 3 fasi, non ve la sto a fare lunga. Quello che mi interessa in questa fase è cogliere le convergenze tra il concetto di orientamento in uscita e il concetto di placement, perché qui noi abbiamo attraverso una serie di attività, la parola placement, io mi sono subito preoccupato dell'uso di una parola inglese sapendo di parlare in presenza del Presidente Conti, che so invece essere amante della lingua italiana. Io non volevo assolutamente essere redarguito, ma la parola placement è una parola che sintetizza una serie di attività e effettivamente non è in altro modo traducibile. Quello che però
però è importante capire la finalità, no? Quello che ci serve è agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta, per cui l'università è un po' al centro di questa duplice direzione che ho cercato di esemplificare attraverso le frecce, cioè al contempo guarda, si rivolge agli studenti e alle aziende in questo caso, ma in questo caso ovviamente all'ordine professionale, e cerca di creare questo circolo virtuoso. Come vedete qui ho fatto un elenco delle varie attività che si possono svolgere per quanto riguarda il placement, sia nei confronti degli studenti sia nei confronti delle aziende, ma mutatis mutandis la questione può valere anche per i liberi professionisti. Ecco, un altro dato. L'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro non è soltanto un problema delle università. Una cosa che dimostra questo assunto è che una ricerca che ho fatto sul sito degli ordini degli avvocati un po' di tutta Italia è che tutti più o meno hanno sul proprio sito una sorta di bacheca virtuale per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Però, nonostante ciò, qualcosa sembra non funzionare. Dei dati che appunto ci vengono dati da una ricerca del 2014 dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che appunto è l'ex ISFOL, ci dice che il 46,7% di coloro che cercano un'occupazione nell'ambito economico, giuridico e sociale la trova grazie alle segnalazioni di amici, parenti e conoscenti oppure attraverso delle autocandidature. Aggregando questi due dati, il 46,7%, quindi la metà degli occupati in questi ambiti, diciamo, usa questi strumenti un po' datati per allocarsi nel mondo del lavoro. Purtroppo solo il 6,1% arriva a ottenere un'occupazione in questi ambiti attraverso scuole, università e istituti di formazione. Cosa fanno gli ordini quindi? Allora, nella situazione che io ho potuto vedere in Regione, solo Trieste ha una bacheca virtuale sul suo ordine, che è anche abbastanza, come dire, stringata nella sua composizione. Gli ordini più prossimi territorialmente, come esempio Trento, Treviso, Venezia, sono invece tutti quanti dotati, e quindi sono ordini anche con diversi numeri, diciamo, di iscritti più o meno grandi, hanno tutti una bacheca virtuale. Nella ricerca che ho fatto su tutti gli ordini d'Italia, diciamo che ho riscontrato l'esistenza di 3 modelli. C'è un primo modello in cui la bacheca virtuale è molto basic, molto stringata nei suoi contenuti. Poi c'è un secondo modello in cui la bacheca virtuale è più elaborata, e non è un caso che questo riguarda grandi ordini come quello di Roma. Ecco, come vedete qui ci sono delle attività che si devono compiere di compilazione di varie informazioni, però come vedete non è omogeneo, perché ci sono degli studi legali sotto i quali noi non troviamo nessun tipo di informazione, e magari degli studi legali in cui ci sono forse un eccesso di informazioni. Ecco, lo stesso vale poi per chi cerca il lavoro. E poi abbiamo l'ordine di Bari, questo appunto lo segnalo perché anche qui vi sono una serie di campi da riempire, però poi come vedete alla fine l'esito del riempimento di tutti questi campi è del tutto disomogeneo, quando in alcuni casi del tutto scarso. Poi abbiamo invece un terzo modello in cui alla bacheca virtuale si affianca un placement vero e proprio, cioè un rapporto diretto tra coloro che cercano uno studio per fare pratica professionale e i professionisti, che per esempio a Milano, ma per esempio anche in Veneto, a Verona, è offerto da un'associazione di avvocati che si occupa proprio di fare questo trade union tra la domanda e l'offerta. Ora, quali sono i punti fermi che noi possiamo come dire, evidenziare alla luce di questa situazione? Innanzitutto che c'è un interesse condiviso da parte del Dipartimento e dell'Ordine di formare e avviare alla professione degli studenti preparati. I numeri degli studenti e degli avvocati
che sono presenti sul territorio consentono, a mio avviso, di agire in maniera mirata prima sull'orientamento, quindi con un coinvolgimento più diretto da parte dell'università, e poi sul placement con un coinvolgimento anche dell'ordine. Non si può ritenere un metodo efficiente il passaparola, il colpo di fortuna per allocare delle persone nel mondo del lavoro, e comunque occorre cercare una mediazione tra questo contatto personale e la velocità dello scambio delle informazioni. E allora qui vorrei richiamare un'esperienza che è già un'esperienza del nostro Dipartimento, grazie alla cattedra di diritto del lavoro, alle colleghe Brollo, Filì e Zilli, che anzi ringrazio per avermi fornito anche dati più precisi su questo progetto. Esiste questa banca dati che si chiama ProRete PA, è una banca dati che è stata creata dal nostro Dipartimento in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per realizzare un percorso di accompagnamento specialistico alle regioni dell'obiettivo convergenza. Qui il punto è mettere in contatto delle candidate donna, quindi, con soggetti pubblici che cercano appunto di coprire delle posizioni scoperte nelle pubbliche amministrazioni. Quali sono le peculiarità? Non si tratta di una bacheca virtuale, per cui se noi portassimo avanti questo progetto faremmo qualcosa di totalmente innovativo rispetto a quello che fanno tutti gli altri ordini professionali esistenti in Italia, perché si tratta di una banca dati vera e propria, che consente alcune cose che la bacheca virtuale ovviamente non consente, come un accumulo di informazioni da parte di ambedue i soggetti dell'azione, una modificabilità e aggiornabilità delle informazioni, un controllo sul flusso dei contatti, una sospensione e riattivazione del profilo, una più o meno ricca presenza di informazioni che si possono inserire grazie a una serie di campi da compilare al momento della registrazione, e poi soprattutto, e questo è un vantaggio da parte di chi cerca un praticante, quello di fare una ricerca per campi di interesse, perché sicuramente esperienza condivisa che la professione di avvocato oggi sia una professione spesso specializzata, e quindi la opportunità di avere presso il proprio studio un praticante che si vuole appassionare a quell'ambito del diritto può essere un'esigenza che il professionista e il candidato sentono contemporaneamente, e questa banca dati consente appunto di evidenziare questo punto. È evidente che questa banca dati vada ripensata rispetto all'esperienza ProRete PA, però quell'esperienza può costituire un modello. E mi fa piacere fare questa proposta in questa sede, perché a mio avviso intanto questa proposta può funzionare in quanto sia creata in condivisione da parte di tutte e due le parti che ne dovranno usufruire, i professionisti da un lato e gli studenti dall'altro. E noi, da parte nostra, dico come università, potremmo, grazie a questa banca dati, aumentare delle attività di placement, come per esempio l'assistenza dello studente nella fase di redazione dei form della banca dati, oltre che del codice del curriculum vitae, oppure si potrebbero organizzare periodicamente dei colloqui con i diretti interessati, cioè gli studenti da un lato e gli avvocati dall'altro. Ho anche aggiunto questo Career Day come una possibile proposta, ma su questo, come dire, sono disposto a riflettere insieme a voi. Diceva il professor Pinton, nella convenzione che abbiamo fatto una particolare attenzione è stata data agli studenti meritevoli. È qualcosa che già la Costituzione all'articolo 34 come dire, ci obbliga a focalizzare in maniera forte nella nostra attività come università. Ecco, gli studenti capaci e meritevoli non solo hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, come appunto dice la nostra Costituzione, ma generano nell'università, grazie anche alla legge Biagi, un dovere di consentire a quegli studenti che sono capaci e meritevoli di non essere esclusi per ragioni economiche o sociali, perché magari non vengono da una famiglia, come del resto ero io, di professionisti nell'ambito giuridico,
che per queste ragioni possano essere esclusi da un'opportunità lavorativa che sia corrispondente alle loro aspettative. Ora, collaborare insieme, la commissione paritetica è un primo esempio di collaborazione, secondo me ha diverse ricadute. Ha una ricaduta giuridica perché ci rende strumenti di eguaglianza sostanziale ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, perché per quello che dicevo prima ci rende possibile superare quegli ostacoli di carattere economico-sociale che impediscono la piena esplicazione del lavoratore, in questo caso nella vita sociale. Ha delle ricadute di carattere economico perché rende possibile allocare in maniera efficiente la forza lavoro, con un beneficio sia dei diretti interessati, ma sia della collettività nel suo insieme, visto la funzione sociale che l'avvocato ha e che è stata più volte richiamata oggi pomeriggio. E poi ha anche delle ricadute di carattere morale, a mio avviso, di carattere etico, perché rende effettivo un dovere di responsabilità che tutti noi abbiamo nei confronti delle giovani generazioni. Ecco, io credo che, conoscendo la gran parte dei presenti in sala, che questo che ho appena detto possa essere uno stimolo per passare definitivamente dalle parole ai fatti. Grazie per l'attenzione.